2 scudetti, una Coppa Italia, una FIBA Europe Cup, una partecipazione alla Final Four di Champions League. 13 anni insieme non sono stati sufficienti e la sconfitta casalinga con Brindisi, la quarta consecutiva, ha portato l'Umana Reyer a sollevare dall'incarico Walter De Raffaele. A meno di 24 ore il presidente Orogranata Federico Casarin scrive sul sito della squadra: Caro Walter, dopo 13 anni di intensa e proficua collaborazione le nostre strade professionalmente parlando giungono a una svolta. Ma la nostra amicizia, si legge, il nostro essere squadra nella squadra non terminerà mai. È impossibile riassumere con poche parole il binomio Reyer-De Raffaele, continua. Per questo mi affido alla tua frase di quel 23 giugno 2017 in occasione del primo scudetto sul palco di Piazza Ferretto. E questo resta. Ti auguro il meglio, questa sarà sempre casa tua con grande stima e affetto, conclude allegando una foto eloquente. Il legame tra la Reyer e De Raffaele è probabilmente unico nel mondo dello sport per longevità. Il coach è arrivato nel 2011, anno della promozione in Serie A, voluto nel suo staff tecnico dall'allora coach Andrea Mazzon e da suo assistente ha poi seguito Markowski e Recalcati. Proprio l'esonero di quest'ultimo ha portato alla sua promozione come head coach. De Raffaele viene mandato via dopo 403 panchine festeggiate da poco, 242 vittorie e 161 sconfitte. In attesa di conoscere chi sarà il suo sostituto, forse per molti resterà un velo di amarezza.